Buona giornata, bentrovate e bentrovate, prima edizione di questo martedì 28 gennaio, siamo ormai arrivati alla fine anche di questo mese, in questa prima edizione insieme come sempre fino alle 13:30, tanta la cronaca e i collegamenti dai diversi territori, da tutto il Veneto con i nostri colleghi. Ovviamente come ogni lunedì e come ogni martedì iniziamo con il proporvi il sondaggio di Ring, anche questa sera sarà una puntata tutta dedicata alla politica, soprattutto alle regionali. Se ne è parlato molto in questi giorni e in queste settimane. Lo vedete nella grafica, il nostro sondaggio. E dunque regionali nella partita a scacchi all'interno del centrodestra spunta l'ipotesi di un'apertura di Fratelli d'Italia a un candidato governatore leghista, a patto che non sia Zaia e che non corra la lista con il suo nome. Allora vi chiediamo: no Zaia e lista Zaia, ma un candidato governatore leghista per appunto la nostra regione, sì o no ai numeri che vedete in sovraimpressione. Potete iniziare a telefonare da questo momento fino a questa sera. L'esito del sondaggio come sempre durante il corso della puntata di Ring di questa sera, condotta dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. I suoi ospiti ovviamente sempre tutto dedicato alla politica. Avremo Forza Italia rappresentato con Gianluca Forcolin, la Lega con Alberto Villanova, il PD con Vanessa Camani e Più Europa Alberto Ruggin. Ci sarà un po' uno spazio di approfondimento con Massimo Bitonci, onorevole sottosegretario alle imprese Made in Italy, e poi un approfondimento dedicato alle multe ai bagnini e la storia di Saverio Amato, il bagnino a cui era stata data una multa. Vedremo insomma e approfondiremo questo tema questa sera a partire dalle 21 come sempre a Ring. E dunque dopo il sondaggio che continuate a vedere in sovraimpressione cominciamo con la cronaca giudiziaria. È stata molto seguita la vicenda Anica Panfile, il delitto del Piave. Lo scorso 2023 era estate e proprio il processo a Franco Battagia per l'omicidio di Anica Panfile ci sono sollevati nuovi dubbi dalla difesa nel giorno in cui sono stati anche esaminati come testi i carabinieri che hanno poi svolto le indagini. Di contro emerge anche che successivamente alla scomparsa della donna l'imputato Franco Battagia avrebbe fatto ricerche su come cancellare dati dall'iPhone e per quanto tempo la cocaina lasci tracce nell'organismo. E dunque vediamo il servizio della nostra Lina Paronetto. L'ultima foto di Anica viva registrata dalle telecamere della piazza di Arcade. La presenza dell'ex marito e di altri familiari sul luogo da cui il cadavere sarebbe stato lanciato in acqua prima che l'informazione fosse resa pubblica. L'impossibilità per un ultraottantenne di sollevare da solo un tappeto, a maggior ragione se arrotolato intorno a un cadavere. Infine, la minuziosa disamina dei passaggi stradali del pick-up, così da far emergere anche la più piccola contraddizione. Dopo aver prospettato nella prima udienza la pista delle minacce ricevute da Anica Panfile da parte di alcuni cittadini albanesi, il difensore di Franco Battagia, l'avvocato Fabio Crea, ha giocato nuove carte al processo per l'omicidio del Piave, controinterrogando i carabinieri della stazione di Spresiano e quelli del nucleo investigativo, compreso l'allora comandante, il colonnello Giovanni Mura. Crea invita ad andare a fondo del perché l'ex marito, per deporre dei fiori per Anica, abbia scelto il ponticello sul canale della Vittoria. In un momento in cui ancora non era emerso da dove sarebbe, nell'ipotesi accusatoria, stato gettato il cadavere, erano stati trovati da una pattuglia dei carabinieri esattamente in quel posto. Ho prodotto tutta documentazione dei mass media che dimostrano che fino a quella data non era emerso il punto in cui sarebbe, secondo gli inquirenti, stato gettato il cadavere, quindi ritengo sia una circostanza particolare degna di valutazione. Nelle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza di Arcade, le ultime istantanee di Anica viva erano le 14:54 del 18 maggio 2023. La 31enne siede in auto accanto a Battagia e indossa gli stessi abiti con cui 3 giorni dopo verrà ritrovata morta. La ricostruzione dei carabinieri è capillare, dai dati della centralina antifurto di casa Battagia a quelli di celle e chat telefoniche.
Gli ultimi scambi tra Anica e il compagno Luigi De Biase riguardano i bambini. Lui le manda delle foto. Dalle 16.07 in poi lei non visualizzerà più i messaggi. Ma, contesta la difesa, tra le 16.52 e le 17.11 risulta ancora attivo su internet, mentre Battaglia è già in auto, come rileva il passaggio al casello di Treviso Nord alle 17.05. Gli inquirenti studiano i movimenti in macchina. La corsa frettolosa a Mogliano a prendere il fratello. Gli spostamenti col pick-up fino a tarda sera lungo il Greto del Piave, 2 giri, dicono gli inquirenti, per accertarsi che non ci fossero occhi indiscreti. Sugli orari Crea insiste. Non c'è il tempo materiale per aver fatto quello che ipotizzano gli inquirenti, e cioè un doppio passaggio su via del Fante e via Barcador e il getto del cadavere nel fiume. Impossibile per il difensore che Battaglia si sia disfatto da solo di tappeto e corpo, come sostiene l'accusa. Uno dei testi sentiti, uno dei carabinieri, alla domanda se nel momento del sequestro dei tappeti aveva sollevato da solo, qualcuno di loro aveva sollevato uno dei tappeti grandi, con stupore ha detto no, è impossibile che uno da solo possa sollevare i tappeti. Poco credibile per il difensore anche che Battaglia abbia caricato il corpo sul pianale del pick-up Isuzu. L'Isuzu ha delle dimensioni del pianale che sono incompatibili con l'occultamento del cadavere della signora Panfile, che era almeno di 25 centimetri più lunga di quello che è il pianale di quell'autovettura. Ci colleghiamo subito con la nostra Luisa Bertini da Vicenza, perché c'è stata molta paura nella notte, era circa mezzanotte, perché è crollato una porzione del muro storico esterno della chiesa più antica di Vicenza, quella di San Giorgio, dove si trova appunto la nostra Luisa Bertini. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Un crollo stanotte intorno alla mezzanotte del muro di cinta qui in Viale Fusinato che vedete alle mie spalle. Muro storico che fa parte del complesso della chiesa di San Giorgio, la chiesa del X secolo, mentre il muro, secondo le prime informazioni che siamo riusciti a raccogliere, sarebbe dei primi del 1900. Sopralluoghi che ovviamente sono ancora in corso. Stanotte l'intervento dei vigili del fuoco, così come della polizia locale, per mettere in sicurezza il tratto, perché i detriti sono caduti nel tratto di strada di Viale Fusinato. La zona è stata transennata, al momento la circolazione è comunque a doppio senso di marcia, ma a breve ci sarà un ulteriore sopralluogo proprio per capire come rimuoverli, come sistemare questo tratto di strada. Noi abbiamo raccolto delle voci stamattina che ascoltiamo insieme e poi la linea può tornare allo studio. Lei ha sentito rumore, ha visto? Niente, io non ho sentito assolutamente niente, me l'ha scritto poi mia figlia questa mattina che ha letto. Mi dispiace, però è un pezzo di storia che è cascata. Con il comune di Vicenza stiamo verificando effettivamente cosa fare, come intervenire, e per conto del condominio andremo avanti con le verifiche strutturali. Al momento non rilevate danni al condominio? No, al momento no. Questo è il primo sopralluogo che facciamo, quindi valutiamo con gli ingegneri insieme al comune MCPS. Anche perché è una struttura storica? Beh, il muro si dice del 1920 circa, il condominio successivo, sembra successivo, insomma, quindi verifichiamo. E ora la cronaca che arriva dal Veronese, una maxi operazione della Guardia di Finanza, 83 kg di cocaina, 103 di hashish e 170.000 euro in contanti sequestrati. Maxi operazione appunto delle Fiamme Gialle di Verona, coordinata dal 7° Dipartimento della Procura della Repubblica di Milano. 10 gli arresti, tutti appartenenti a un gruppo internazionale specializzato in traffico di droga. Un'organizzazione che sarebbe ramificata tra Belgio, Paesi Bassi e Italia.
Italia. La cocaina sequestrata era trasportata dal nord Europa su automobili modificate con doppi fondi dotati di aperture elettromeccaniche, mentre l'hashish arrivava in confezioni di snack con etichette ispirate a famosi marchi. Le sostanze stupefacenti, una volta entrate in Italia, venivano poi stipate in 2 garage nell'Interland milanese e utilizzati come depositi per la distribuzione sul territorio, da cui partivano anche le consegne per la piazza veronese. L'indagine delle Fiamme Gialle è partita nel 2023 con pedinamenti, videoriprese, intercettazioni telefoniche e ambientali, ed è stato così ricostruito lo schema criminale ed identificati i membri del gruppo, riconducibile a una rete transnazionale di micromafia composta prevalentemente da soggetti nordafricani. Ovviamente maggiori informazioni e dettagli su questa operazione da parte delle Fiamme Gialle di Verona nel telegiornale regionale a partire dalle 18:30. E rimaniamo con le operazioni della Guardia di Finanza, ci spostiamo nel Vicentino per un sequestro di 2,5 milioni di euro per una frode fiscale messa in atto da cittadini cinesi, sequestrati contanti e beni di lusso in un'abitazione. Un intricato sistema di frode fiscale scoperto dalle Fiamme Gialle provinciali di Vicenza e che sarebbe stato messo in atto da cittadini cinesi ha portato ad un profitto illegale di 2.700.000 euro. Il GIP del Tribunale di Vicenza ha disposto il sequestro preventivo di beni e contanti nei confronti del legale rappresentante che è stato denunciato e che risiede a Villa Verla in un'abitazione sede anche della SRL. L'accusa è quella di aver emesso e utilizzato fatture fittizie emesse da imprese dislocate in varie province italiane intestate a prestanomi. Questo ha permesso di effettuare anche prestazioni di servizio per conto di imprese nazionali a prezzi concorrenziali grazie alla contabilizzazione di costi inesistenti. I militari che hanno ricostruito i flussi finanziari hanno tracciato ingenti somme in contanti che sarebbero state trasferite su conti esteri e destinate all'acquisto di macchinari e beni di lusso. I finanzieri di Tiene, infatti, che hanno sequestrato 2,5 milioni di euro tra somme in contanti, automezzi e immobili nell'abitazione dell'indagato, hanno trovato anche circa 200 bottiglie di vino pregiato quali Amarone e Sassicaia e 5 automezzi di importante valore. Ricorderete i resti del cinghiale lasciati davanti all'ufficio comunale a Padova la scorsa settimana. È stato scoperto il responsabile dell'atto intimidatorio avvenuto a Monselice lo scorso 24 gennaio. Ha agito animato dal rancore per aver ricevuto una multa per divieto di sosta. È questo quello che ha raccontato ai carabinieri per giustificarsi di aver lasciato una testa mozzata di cinghiale e le zampe dell'animale davanti ad una delle entrate del comune di Monselice. Il responsabile del macabro gesto è un 64enne che vive nella città della Rocca, che ora è accusato di minaccia aggravata. L'uomo lo scorso 24 gennaio all'alba ha lasciato i resti dell'animale davanti all'entrata dell'ufficio anagrafe. Nonostante il cappuccio calato sul volto è stato identificato perché le telecamere di videosorveglianza del municipio hanno ripreso la sua auto e in modo ben visibile la targa. In poche ore è stato individuato e quando i militari si sono presentati in casa ha spiegato di aver lasciato la testa di cinghiale per ripicca nei giorni precedenti. Infatti la polizia locale lo aveva multato per un divieto di sosta, una contravvenzione da 29 euro. Questo è il motivo che l'avrebbe spinto a posizionare l'animale fatto a pezzi. Niente in confronto alle accuse di minaccia aggravata di cui ora dovrà rispondere. Protagonisti di un blocco stradale nel 2023, rimaniamo nel Padovano, sono stati tutti assolti 7 attivisti di ultima generazione. La sentenza ieri in tribunale a Padova. Tutti assolti 7 attivisti di ultima generazione che il 4 ottobre del 2023 attuarono un blocco stradale in via Avanzo a Padova. Il pubblico ministero aveva chiesto 10 giorni di carcere e il prolungamento del DASPO a 4 mesi per uno dei 7 imputati con l'accusa di manifestazione non autorizzata. Il giudice però ha assolto tutti e 7 i giovani manifestanti, 3 di Padova, 3 di Venezia e 1 di Verona, con formula piena perché il fatto non sussiste in quanto avrebbero bloccato parte della carreggiata con gli striscioni. L'azione di protesta, avvenuta alle 8 del mattino del 4 ottobre 2023, i manifestanti si erano seduti a terra in mezzo alla strada molto trafficata a quell'ora per una decina di minuti, fino a quando, tra gli insulti degli automobilisti, non vennero trascinati a bordo strada dalle forze dell'ordine, facendo resistenza passiva, fatti salire sulle volanti e portati in questura.
Rimaniamo sempre a Padova dopo la richiesta formale fatta dal questore. Nei giorni scorsi aveva infatti pubblicamente chiesto al comune di rimuovere tutte le scritte contro la polizia. Da ieri la squadra manutenzioni del comune ha iniziato infatti a cancellare le scritte di insulti mappate e segnalate dalla questura. Su ordine diretto del sindaco Sergio Giordani, gli operai di Palazzo Moroni hanno iniziato a rimuovere le frasi ingiuriose sui muri della città e non tutte saranno rimosse dal personale del comune, perché l'accordo con l'università e provincia è quello di occuparsi ognuno del proprio patrimonio. Molte di queste infatti sono state tracciate su edifici scolastici o dell'Ateneo Patavino. Le prime a essere state cancellate sono state quelle di via Fra Paolo Sarpi e un'altra apparsa sul cavalcavia di Borgomagno alcune settimane fa, quindi continuano i lavori per cancellare le scritte di cui tanto si è parlato. Nel Vicentino adesso sono stati fermati a un posto di blocco della polizia e trovati in possesso di stupefacenti. È scattata la denuncia. Trovati con cocaina e hashish durante un controllo effettuato dalla polizia lungo la Riviera Berica. Al controllo in banca dati, l'uomo alla guida e la donna risultavano avere precedenti di polizia in materia di spaccio e detenzione di stupefacenti, mentre l'altro passeggero, italiano, risultava già sanzionato in passato per uso personale di stupefacenti. In considerazione di ciò, il controllo è stato approfondito. Il passeggero è risultato in possesso di involucri di celofan trasparenti contenenti cocaina e hashish, oltre a 600 euro in contanti. La donna, passeggera di origini straniere, è stata trovata con un involucro di cocaina nascosto all'interno degli indumenti. Sull'autista dell'auto, di origini straniere, non sono stati trovati stupefacenti. Gli è stato però sequestrato il cellulare. Controllato anche l'appartamento del cittadino italiano, dove i poliziotti hanno trovato ulteriore sostanza stupefacente nascosta all'interno della stanza da letto. Per i tre è scattata la denuncia. Sull'home page ora di Venezia Today, perché l'avrete visto e sentito anche voi, maltempo evento che ha sferzato la nostra regione, non solo la provincia di Treviso, tutto il nord Italia, e la marea ha alzato le barriere, ha fatto alzare le barriere del Mose. La protezione civile regionale ha infatti emanato un avviso di allerta per vento sulle coste. Infatti già notizia di ieri una perturbazione con piogge e vento ha fatto diramare l'allerta meteo da parte della Protezione Civile del Veneto, con stato di attenzione per criticità idraulica nei bacini Alto Brenta e Bacchiglione, Alpone e Livenza, Lemene e Tagliamento. Viene confermata l'allerta gialla per criticità idrogeologica nei bacini di Piave e Pedemontano, Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, Adige, Garda e Montilessini. Viene anche dichiarata la fase operativa di attenzione per vento forte su costa e pianura limitrofa. La pioggia è attesa nelle zone montane e pedemontane, con massimi sulle zone prealpine. Per quanto riguarda il vento, l'allerta vale per le zone costiere e pianura nord-orientale limitrofa. Ora, se la regia mi segue, vediamo dal sito dell'ansa.it la situazione del maltempo che sta scendendo anche nelle zone dell'Italia centrale, Liguria, poi Toscana. Crolla un muro a Genova, ci sono stati allagamenti a Firenze. Siamo a gennaio, abbiamo cominciato a testimoniare già nell'autunno questo tipo di fenomeni che dopo il freddo delle scorse settimane si erano placati, e poi con l'innalzamento delle temperature è arrivata la pioggia e il maltempo. E ovviamente seguiamo anche i quotidiani internazionali con la tempesta che si è abbattuta su Irlanda e Inghilterra, che tanto sta facendo temere anche per l'incolumità delle persone. Dopo questa breve parentesi sul maltempo, noi torniamo con la cronaca del Trevigiano. Parliamo di furti ancora una volta. È stata una nottata da incubo quella di 2 giorni fa a Pianzano di Godega di Sant'Urbano, dove i ladri hanno preso di mira 4 attività commerciali sulla via principale del paese. 2 colpi sono andati a segno. Il titolare della macelleria, svegliato dal rumore della vetrata in frantumi, vede i ladri dalla finestra, li insegue, ma i 3 sono riusciti a fuggire. Il servizio di Marta Marangoni. Siamo sopra, ho sentito il vetro del panificio che è per terra, sono venuto fuori dalla finestra, ho visto 3 ragazzi che corrono qua.
È il titolare del bazar macelleria di via Sant'Urbano, il primo ad accorgersi del raid notturno dei ladri a Pianzano. Abita sopra il negozio, è stato svegliato dal botto dei vetri rotti della porta del panificio. Poco distante vede i ladri ed assieme al figlio si precipita giù all'inseguimento. Erano tre ragazzi, i ragazzi non è grandi, tre ragazzi. Ho visto che scappano di qua, allora venuto giù, era loro. Hanno attraversato già la ferrovia e a piedi. Io col figlio che siamo a correre dietro, però già loro lontani. I ladri scappano, i due tornano indietro e solo allora si accorgono che i malviventi hanno forzato anche la porta del loro negozio. Quando sono entrato dentro ho trovato disastro qua, tutto ribaltato, tutto è rotto, la cassa è rotta, hanno portato soldi che c'è dentro e soldi che mandiamo di invio, è un casino. Se è la prima volta che è successo così. 25 anni che sono qua al negozio, mai è successo. Rubato il fondo cassa, i soldi del money in transfer e 2 computer per un bottino di oltre 2.500 euro. Ladri spregiudicati, quelli che hanno compiuto una vera e propria razzia nella frazione di Godega di Sant'Urbano poco prima delle 4 del mattino. 4 colpi in pochi minuti, 2 riusciti, 2 tentati. Oltre alla macelleria, svaligiato il panificio, la coccinella. Siamo arrivati qui, abbiamo trovato i carabinieri e i vicinanti che erano già qui e abbiamo trovato la vetrata in frantumi e niente, così era già la seconda volta che provavano in un mese e mezzo a venire dentro. L'altra volta non sono riusciti a entrare, hanno solamente sforzato la porta, però non sono riusciti a entrare. Questa volta, sforzando la porta, hanno fatto esplodere il vetro e quindi sono riusciti a entrare dalla vetrata rotta praticamente. Anche in questo caso i ladri hanno puntato la cassa, ma non si sono fatti problemi ad arraffare pure il cibo. Un po' di alimentari, un po' di dolci, bevande, formaggi che erano in frigo. Circa 400 euro il bottino, oltre ai danni, e poco prima, sempre gli stessi ladri, avevano cercato di entrare nei 2 bar vicini. In uno hanno cercato di forzare la porta in più punti, ma il serramento, seppur danneggiato, ha resistito. Nell'altro, al tentativo di effrazione, è scattato l'allarme che li ha messi in fuga. Sugli episodi indagano i carabinieri che stanno analizzando anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza del forno e di altre attività commerciali della via. Rimaniamo a Pianzano di Godega di Sant'Urbano perché abbiamo raccolto anche la testimonianza della sindaca. È un territorio, quello della provincia di Treviso Orientale, che è battuto dai ladri fin dall'inizio della stagione fredda, dal cambio dell'ora, e la sindaca dice è ora che ci siano molti più controlli, più personale sulle strade, i residenti non ce la fanno più. Quel che è certo è che noi non possiamo continuare in questo modo. Questi sono fenomeni di criminalità diffuse con questi furti nel nostro territorio che noi non possiamo più accettare. Lo sfogo della sindaca di Godega di Sant'Urbano, così come quello di molti altri primi cittadini alle prese con territori assediati da mesi da un susseguirsi continuo di furti nelle case come nelle attività. I residenti sono sempre più esasperati e cresce la preoccupazione dei sindaci di fronte ad un fenomeno per contrastare il quale hanno armi spuntate. Noi come sindaci arriviamo fino a un certo punto perché possiamo sì attivare, anche da noi qui partirà tra un po' di mesi la videosorveglianza, possiamo attivare i controlli di vicinato, tante altre iniziative, però è evidente che qui abbiamo bisogno di un supporto nel territorio da parte delle forze dell'ordine. Questo non vuol dire che non ci siano, perché loro ci sono e stanno facendo molto, però c'è bisogno di attenzionare ancora di più il territorio e mettere in piedi tutta una serie di azioni, di attività che vadano a supportare le forze dell'ordine. C'è poi un altro aspetto fondamentale, continua la sindaca, per contrastare il fenomeno dei furti. È la certezza della pena, perché ovviamente anche questo è fondamentale nel momento in cui una persona delinque, quindi mette in atto comportamenti criminosi. Al comportamento deve essere associato anche ovviamente una pena che sia adeguata. Dalla Marca a Venezia è stato arrestato dopo una lunga serie di furti o tentati furti in abitazione, esercizi commerciali, soprattutto nel quartiere di Dorso Duro. Lo chiamano Arsenio Lupenno Cavalletta ed è un ladro seriale attivo prevalentemente tra Santa Barbara e Santa Marta.
È finito in manette dopo mesi di intensa attività. Case, con o senza i residenti dentro, negozi, bar, ristoranti, iniziavano a non contarsi più i furti o i tentativi di furto di un ladro seriale di dorso duro in abitazioni ed esercizi commerciali di un'area che va da San Barnaba a Santa Marta, con digressioni a Santa Margherita e San Rocco. Qui più o meno tutti lo conoscono e lo riconoscono, magari dalle immagini di videosorveglianza che lo riprendono all'opera. Alcuni hanno preso a chiamarlo Arsenio Lupin per via di un tatuaggio, non perché condivida molto con le imprese del personaggio letterario. Quante volte è venuto Arsenio Lupin? Arsenio Lupin è venuto 2 volte. Cosa ha fatto? Ha scavalcato quel cancello ed è entrato dalla finestra, è venuto a rubare praticamente mance, fondo cassa e un tablet una volta. È successo di notte oppure era aperto? Sempre di notte, sempre di notte. Come fate a sapere che era lui? Perché abbiamo le telecamere. E si sa benissimo chi è, insomma, è un abitué qua del Sestiere. Sì, noi lo conosciamo, diciamo che abbiamo quasi giocato a calcio da piccoli, quindi bene o male ci conosciamo di vista. Veniva a mangiare qui una volta e niente, purtroppo è un abitué, dai, diciamo, sì, è un ragazzo della zona. Ma lei gliel'ha detto perché continui a venirmi? Spero di non vederlo mai. Da Calelunga a San Barnaba ci spostiamo a Santa Marta. Qui Arsenio Lupin è più conosciuto col soprannome di Cavalletta per la sua abilità nell'arrampicarsi, se non addirittura conosciuto per nome di battesimo. Di mattina arriviamo e vediamo il vetro danneggiato, spaccato. Qualcuno si vedeva che con un cacciavite ha tentato di spaccare il vetro e poterci entrare, che comunque è impossibile, non ha fatto altro che danni. A lei è successo qualcosa anche a casa? Era estate, quindi gli scuri chiusi ma la finestra aperta giusto che arieggiasse la casa. Sento uno scricchio verso le 5 di mattina. Mi alzo, vedo un telefono che... Perché comunque sono un piano rialzato, uno non può vedere. Questo qua avrà visto le altre finestre, non c'era nessuno, quindi voleva anche accertarsi che qualcuno non ci fosse nemmeno in quella stanza in cui dormo. E lì cosa è successo quando ha visto il telefono? Ho urlato, cosa stai facendo? Sono uscito e è già sparito. Tra chi era stato visitato più di una volta, qualcuno aveva persino finito con l'appendere un cartello rivolto direttamente ad Arsenio Lupin o Cavalletta che dir si voglia, perché non provocasse altri danni. Da Venezia ci spostiamo subito a Padova in diretta con la nostra Valentina Visentin. Controlli sulla movida violenta, parliamo di sicurezza, nuovi provvedimenti dal questore di Padova che ha chiuso l'ennesimo bar, l'ennesimo locale, questa volta all'Arcella. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno, ci troviamo proprio davanti all'ultimo bar chiuso dal questore di Padova, li vedete i sigilli alle mie spalle. Qui qualche giorno fa un cliente violento, l'ennesimo, aveva minacciato in strada i passanti brandendo un coltello. Momenti di paura, la segnalazione alle forze dell'ordine, visto che in questo bar spesso c'erano risse tra clienti. In un caso a novembre era rimasto ferito proprio il cliente che invece nei giorni scorsi era uscito in strada minacciando con un coltello. Il questore, vista la pericolosità dei soggetti che frequentavano questo locale, ha deciso di chiuderlo per 30 giorni, di revocare la licenza. L'ennesimo provvedimento, sono tanti nell'ultimo periodo i locali dove sono avvenute le risse a cui sono state revocate le licenze. Fa parte di tutti quei controlli rivolti soprattutto nei luoghi dove c'è aggregazione e movida. Nell'ultimo periodo sono stati parecchi, ci sono stati anche nei giorni scorsi dei provvedimenti che hanno riguardato Daspo per clienti violenti nei locali di Padova. Qui all'Arcella, tra le altre cose, in questi giorni ci sono stati anche numerosi episodi di vandalismo poco lontano da dove ci troviamo, in 2 vie, via Nogarola e via Bagatella. Tantissimi automobilisti si sono ritrovati le gomme delle auto bucate, tantissimi i danni e decine di automobilisti che hanno dovuto fare i conti con questi episodi di vandalismo. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie Valentina per questi aggiornamenti. Continuiamo a parlare di furti e andiamo a Vicenza per dei furti proprio colti in flagranza davanti alle telecamere, perché un individuo ha finto di aver bisogno di pane mentre la commessa si allontanava per prenderlo. Lui ha allungato la mano e ha svuotato la tasca. Il servizio di Daniele Garbin. In questo momento sto andando a fare denuncia alla questura, mostrando le telecamere
identificando queste persone. Ed ecco la sequenza del furto registrata dalla rete di videosorveglianza interna e consegnata alla polizia, che immortala il gesto furtivo del ladro. Ha agguantato un centinaio di euro in contanti dopo essersi presentato come normale cliente. L'uomo aveva richiesto del pane vecchio, costringendo così la commessa ad allontanarsi per qualche istante dal bancone. Quindi ha lasciato la porta un po' aperta e questo signore è andato diretto con la mano allungato nella cassa senza neanche guardare, quindi vuol dire che già sapeva dove mettere le mani e come aprire il cassetto. E niente, quando poi la ragazza è tornata, lui ha detto: beh, guarda, chiedo un attimo a mia moglie fuori per le arance, torno subito, e poi non è più tornato. Il punto vendita di specialità siciliane ospitato nella struttura esterna del mercato ortofrutticolo è stato aperto 5 anni fa. Nel tempo è stato oggetto già di qualche furto, in particolare di un forno del valore di 5.000 euro. Per questo il proprietario si era dotato di un sistema composto da numerose videocamere che hanno permesso agli agenti di individuare il responsabile, un soggetto già noto alle forze dell'ordine per episodi simili. Il commerciante chiede maggiore sicurezza alle istituzioni. La richiesta, secondo me, non è tanto di più i controlli, è la prevenzione. Appunto, questi soggetti sono conosciuti, sono in questa cittadina, sono tranquilli, perché questa qua è una cittadina tranquilla, però da parte nostra è giusto aiutarli, seguirli, capire cosa fanno, perché giustamente devono vivere e mangiare, però tutelando loro tuteliamo anche noi stessi. Situazioni dunque che accomunano purtroppo tutte le province del Veneto. Con questo noi ci fermiamo, qualche minuto di pubblicità, a tra poco. Eccoci tornati in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, ancora insieme fino alle 13.30 con tanti collegamenti. E proprio saluto e ringrazio per questo collegamento il collega Mirko Cavallin, che si trova a Romano Dezzelino. Abbiamo parlato con la nostra Valentina Visentina da Padova di sicurezza, quindi legata all'incolumità delle persone, sicurezza appunto in quel senso. Parliamo ora di sicurezza stradale, perché avete raccolto, stiamo raccogliendo anche noi come telegiornale l'allarme di residenti, perché vi trovate nella provinciale 148, dove continuano a essere sfiorati degli incidenti, una provinciale che i residenti chiamano una pista di Formula 1, vero Mirko? Buongiorno. Buongiorno Edi, bentrovati. Sì, è un rettilineo, i rettilinei spesso invitano a premere sull'acceleratore, anche se qui siamo in centro abitato, quindi il limite è di 50 km all'ora. C'è con me il sindaco Simone Bontorin, allora ci ricostruisce la dinamica dell'incidente che è avvenuto qui sabato sera. Sabato sera verso le 21.30 un'auto guidata da un paio di giovani provenendo da Bassano del Grappa in direzione Pedemontana del Grappa purtroppo ha perso il controllo alle spalle dell'operatore, e la velocità era sicuramente molto al di sopra del limite previsto per questa strada, e molto probabilmente la velocità era unita anche alla distrazione, perché ufficiosamente sembra che il ragazzo fosse al cellulare. Quindi qui è successo veramente il tipico incidente legato alle nuove abitudini di chi guida. Nuove abitudini che sarebbero sanzionate dal codice della strada. Il ragazzo, il conducente e anche il passeggero non hanno riportato sostanzialmente ferite, però ci sono danni a 2 lampioni, totale 6.000 euro che pagherà chiaramente l'assicurazione. Ecco, vediamo uno dei punti dove c'era il lampione, dove l'auto impattando poi carambolata. Questione controlli, questa è provinciale, quindi il comune può fin là, anzi non può nulla. Qui siamo sulla provinciale, come in tutte le provinciali, tutto quello che riguarda la sicurezza, la possibilità di installare dissuasori, dossi, comunemente chiamati così, o autovelox, è demandata alle autorità provinciali, e in particolare per i velox alle ordinanze del prefetto. So che sono temi molto caldi e molto scottanti, però bisogna fare sempre i conti con quella che è la possibilità di ogni comune nel fare questo tipo di controlli. Noi ad esempio abbiamo 5 agenti di polizia locale e non riusciamo a coprire le 24 ore di un giorno per i controlli. Quindi dalle 19 in poi spesso e volentieri, quando succedono questi incidenti, devono intervenire i carabinieri.
Ecco, percepite anche col traffico che passa, adesso è un'ora abbastanza tranquilla, ma insomma la velocità così non abbiamo dei misuratori, ma è la sensazione che sia sicuramente superiore ai 50 km/h. Qualche passante addirittura fa i fari abbaglianti per segnalare agli altri automobilisti la nostra presenza, ma in realtà noi non siamo controllori della strada. Appunto, i vostri vigili però sono in servizio solo fino a una certa ora. Sì, in passato siamo riusciti a coprire anche una fascia oraria un po' più lunga fino a l'1 di notte, e questo ha permesso notevolmente di ridurre quello che era anche la presenza di incidenti o da fare da deterrente a quelle che erano le velocità in alcune aree. Stiamo lavorando proprio in questi giorni per arrivare all'assunzione di ulteriori 2 agenti, ma sappiamo benissimo che dal termine dell'orario di servizio in poi in tutte le aree diventa un problema, e proprio per questo è opportuno che tutti, da una parte l'amministrazione, dall'altra i cittadini, dall'altra gli utenti della strada, sappiano che in queste situazioni bisogna prevedere qualcosa che sia fisso, qualcosa che sia presente anche in assenza del personale. Bisognerebbe innanzitutto rispettare il codice della strada. Ecco, questa è la cosa principale, e su questo secondo me potremmo fare dirette lunghe giorni, ma vedo che anche oggi eravamo poco fa in diretta e 2 autoveicoli hanno superato nella curva alle spalle dell'operatore un'auto che procedeva nei limiti di questa strada. Di conseguenza l'ignoranza e spesso anche la mancanza di previsione, l'antivedere si dice in dialetto, rispetto a quello che potrebbe succedere è qualcosa che dovrebbe essere insito nella guida e in ogni automobilista. Questa volta complessivamente è andata bene, 2 lampioni distrutti, 6.000 euro di conto da pagare e da sistemare, e poche contusioni solo per conducente e passeggero della vettura, ma ovviamente l'invito per tutti è alla massima prudenza. Grazie al sindaco di Romano Dezzolino, Simone Bontorin. Renzo Rigon alla parte tecnica, da Romano è tutto, a te la linea. Grazie Mirko, grazie anche al sindaco. Dunque sempre attenzione alta sulla sicurezza stradale. Come già annunciato in quasi apertura della nostra prima edizione, il crollo del muro storico della chiesa di San Giorgio, la storica chiesa di Vicenza. Ci ricolleghiamo con la nostra Luisa Bertini. Che aggiornamenti ci sono, Luisa? Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia con l'assessore ai lavori pubblici del comune, Cristiano Spiller, proprio perché sono stati continui i sopralluoghi a partire da stanotte, a mezzanotte, quando si è verificato il crollo di questo muro. Diciamo che le verifiche hanno portato a capire che in realtà non ha nulla a che fare con la struttura storica della chiesa, che risale al 1000, perché in base, diciamo, ai primi accertamenti il muro risalirebbe tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900, quindi non ha vincolo storico monumentale, ma paesaggistico. Corretto? Sì, esatto, ovviamente le valutazioni sono state fatte questa mattina anche abbastanza in fretta, quindi magari avremo degli aggiornamenti maggiori nelle prossime ore. Di certo però non ha un'attinenza con il complesso della chiesa e quindi non ha un vincolo diretto. È molto più probabile che fosse un muro di cinta dell'edificio di fianco, che in tempo negli 800 era un lazzaretto, e potrebbe essere appunto relativo a questo periodo. Potrebbe avere un vincolo indiretto, paesaggistico, rispetto alla chiesa, rispetto anche al corso del fiume Retrone. Stiamo facendo le opportune valutazioni insieme alla sovrintendenza per capire quale futuro potrà avere questo manufatto, perché intanto abbiamo avuto l'autorizzazione per far rimuovere le macerie, accatastarle in un altro luogo, in attesa appunto delle verifiche, per verificare se è un muro che potrà essere abbattuto in quanto privo di interesse storico monumentale, oppure se invece dovrà essere ricostruito. Quindi nel frattempo procederemo in questo modo, messa in sicurezza del manufatto, anche con un puntellamento ovviamente, perché c'è una parte crollata ma c'è una parte che non è crollata ma ha subito uno spostamento, una traslazione rispetto alla posizione originaria, quindi messa in sicurezza, conservazione dei detriti del manufatto e verifica insieme alla sovrintendenza su quanto è necessario fare. Ultima cosa, una fortuna tra virgolette che sia capitato proprio a mezzanotte, perché lì sotto c'è il marciapiede. Sì, esatto. Marciapiedi evidentemente di transito per i pedoni, parte dei detriti sono finiti anche in strada, quindi siamo stati fortunati che non ci sia stato nessun ferito. Certo, questo deve comunque tenere
sempre più alta l'allerta sulle manutenzioni del patrimonio pubblico e privato, perché questo muro per esempio non è solo in parte di proprietà pubblica, è di proprietà del condominio di cui il comune ha una quota, sul patrimonio pubblico e privato, perché soprattutto con le piogge sempre più intense, sempre più frequenti che si abbattono sul territorio, ciascun manufatto privato o pubblico deve essere osservato sempre con maggiore attenzione. Ecco, io ringrazio l'assessore per essere stato con noi e la linea può tornare allo studio. Grazie Luisa, grazie anche all'assessore per questi aggiornamenti. Terremo dunque monitorato come andrà lo svolgimento dei lavori e dei sopralluoghi. E ci spostiamo invece da Vicenza, andiamo a Venezia durante un blitz per mettere in sicurezza la zona di via Sernaglia a fianco del teatro Momo. Sbandati e tossicodipendenti hanno minacciato i giardinieri impegnati nella rimozione dei cespugli. Vediamo. Praticamente sono stati un po' minacciati da chi frequentava il luogo prima. In effetti hanno trovato fra le siepi più di un centinaio di siringhe. Sbandati senza fissa dimora e drogati colti di sorpresa dal blitz per mettere in sicurezza la zona di via Sernaglia a fianco del teatro Momo hanno minacciato i giardinieri impegnati nella rimozione dei cespugli. Minacce rientrate dopo un po' di tempo solo perché gli operai della cooperativa al lavoro erano almeno una decina. Qui le siepi fungevano ormai da trincee per bivacchi di tossicodipendenti e pusher che sostavano a tutte le ore sui gradini laterali del teatro nei pressi dell'ingresso degli uffici della municipalità. Alle volte si poteva trovare qualcuno dormire indisturbato o svenuto a terra per vino e droga. Ad essere preoccupati da tempo della situazione, oltre alla tanta gente di passaggio, anche residenti e lavoratori. Ci sono tante ditte che vengono a lavorare al teatro, non riescono neanche a entrare, hanno paura. Facevano da scudo, da barriera e all'interno si nascondevano dosi, se non persone od altro. E siamo intervenuti portando una potatura importante, dando diciamo così una visibilità maggiore, ma soprattutto adesso in un secondo passo arriveremo anche a chiudere le scalinate di accesso dove le persone si stabilizzavano e stavano praticamente ad occupare durante tutte le ore della giornata e della notte. La municipalità ora sta considerando altre zone di via Piave da riqualificare anche con una migliore illuminazione. Grazie a questa soluzione il degrado è diminuito. Il degrado è diminuito, la gente passa e può vedere tranquillamente, sì che penso che la zona verrà un po' alla volta bonificata. Adesso cambierà la situazione. Sì, cambia tanto. E dunque da Venezia rimaniamo sempre a Venezia, chiedo alla regia se per caso è già pronto il collegamento con la nostra Ilaria Marchiori. Allora perfetto, allora andiamo a Venezia perché a Mestre in realtà un incontro pubblico organizzato dalla Regione del Veneto per presentare studi e monitoraggi sull'invasione del granchio blu in Veneto finalizzati al contrasto alla diffusione della specie. Con Ilaria Marchiori vedo già l'assessore Cristiano Corazzari, il commissario straordinario per l'emergenza al granchio blu. Ilaria, buongiorno. Sì, eccoci qui Eddy, buongiorno a te, eccoci proprio in compagnia dell'assessore regionale Corazzari. Questa è appena terminata la conferenza in cui si è parlato del piano che è stato redatto e presentato al governo in attesa di attuazione per fronteggiare l'emergenza del granchio blu. Sicuramente un dramma che coinvolge la nostra pesca, la molluschicoltura, l'area del delta del Po, della laguna di Venezia, un settore che dobbiamo preservare, quello dei pescatori, non solo da un punto di vista economico e occupazionale, ma anche per ciò che rappresenta per il valore culturale, tradizionale, di radicamento e di identità. Lo stiamo cercando di proteggere insieme anche al governo che ha fatto uno sforzo importante. Il commissario Caterino ha presentato il proprio piano di intervento la settimana scorsa al Ministero dell'Agricoltura insieme anche al Ministro dell'Ambiente, e ci fa piacere che tra le misure presenti molte siano state mutuate proprio dalle azioni fatte dalla Regione Veneto sin dall'anno scorso, e quindi un aiuto ai pescatori per catturare il granchio, ridurne la densità, per smaltire quelle
quegli elementi che non sono commerciabili, per l'acquisto del seme, per sostenerli nell'acquistare dei mezzi di protezione dei loro allevamenti e quindi per cercare di dare una prospettiva di futuro alla pesca che oggi sta soffrendo in modo drammatico, in particolar modo nelle aree del delta del Po. Oggi abbiamo anche avuto la possibilità di presentare dei progetti per il monitoraggio, lo studio scientifico fatto insieme alle nostre università, insieme a tutti gli enti di ricerca come l'ARPAF, come Veneto Agricoltura e anche con il contributo di una parte importante privata come la Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo. Stiamo lavorando in sinergia, insieme, affinché le risorse impegnate siano efficaci e tutto il nostro lavoro lo facciamo confrontandoci quotidianamente con gli operatori della pesca e con le associazioni di categoria, perché sono loro i protagonisti e le misure che facciamo devono essere condivise prima di tutto dai pescatori. Ecco, Assessore, tra l'altro tra le regioni maggiormente colpite ci sono il Veneto e l'Emilia Romagna, quindi è importantissimo fronteggiare questa emergenza. Sicuramente noi siamo nell'occhio del ciclone, l'area del delta del Po, le marinerie della nostra regione sono le più colpite da questa situazione. Non è un caso se lo stesso commissario ha detto che di tutte le risorse disponibili sul piano di intervento, oltre 50 milioni, più del 70% andranno tra Veneto e Emilia Romagna. Chiaro che anche noi come regione stiamo facendo degli sforzi importanti sia con risorse di bilancio regionale sia utilizzando i nostri fondi europei per fare delle misure che vadano proprio nella direzione di contenere, ridurre la presenza di questa specie altamente riproduttiva, distruttiva non solo per la pesca ma distruttiva per la biodiversità e quindi per l'ambiente delle nostre lagune. Poi c'è anche la questione di uno studio che parla di un cambiamento nel sapore del granchio, però è ancora mangiabile. No, il granchio è una ghiottoneria per certe culture. Diciamo che abbiamo già dei contratti stipulati da operatori della nostra regione con paesi esteri per esportare questo granchio. Chiaro che non potrà mai essere sostitutivo della realtà esistente della pesca, della molluschicoltura, della venericoltura. Quindi deve essere un'opportunità in più, ma non possiamo considerare che il granchio vada a sostituire questo settore che invece deve essere preservato e deve essere un punto di riferimento anche per i nostri giovani per il futuro. Ecco, quindi in attesa di capire che cosa farà il governo una volta esaminato questo piano, io ringrazio l'assessore Corazzari, qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie anche all'assessore. Noi invece continuiamo con la cronaca, questa volta dal Trevigiano per uno schianto. Ieri un bruttissimo schianto intorno alle 13 nel comune di Salgareda, 3 le auto coinvolte, gravissimo un 37enne del posto che stava rincasando. Vediamo il servizio di Marta Marangon. Perde il controllo della Porsche che sbanda e si schianta contro altre 2 auto che procedono nella direzione opposta. Terribile incidente alle 13 in via Provinciale Ovest alle porte di Salgareda. Ad avere la peggio il conducente della Fiat Punto, centrata per prima dal potente veicolo, un 37enne del posto. L'uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo ed i vigili del fuoco intervenuti da Motta di Livenza hanno lavorato non poco per estrarlo dalle lamiere accartocciate del veicolo. Soccorso dai sanitari del 118, il 37enne è stato poi trasferito all'ospedale Cafoncello in condizioni molto gravi. Ferito anche il conducente della Porsche, un imprenditore vitivinicolo della zona, trasportato all'ospedale di Oderzo. Contusioni per la ragazza che era alla guida della Dacia contro la quale è piombato il mezzo fuori controllo. Per consentire le operazioni di soccorso la provinciale è stata chiusa al traffico. Sul posto la polizia locale di Salgareda che ora conduce le indagini per accertare l'esatta dinamica e le eventuali responsabilità dell'incidente. Rimaniamo nel Trevigiano, è stata trovata senza vita a 20 anni nel letto del suo alloggio universitario a Parigi da Roveredo in Piano, dove viveva a Treviso, dove aveva studiato al Pio X International. È shock e cordoglio per la morte di Emma Cadelli. Siamo senza parole, dice il preside del Pio X. Emma pensiamo che si trovasse nel posto in cui meritava di essere, dove aveva voglia di essere, per il quale aveva lavorato
e per il quale si era impegnata anche insieme alla famiglia. E per il resto, come si dice in queste circostanze, le parole non sono abbastanza. Non trovano le parole i docenti del Pio X International dopo la notizia della morte di Emma Cadelli, 20 anni, originaria di Roveredo in Piano, provincia di Pordenone. Riversa a letto, esanime, Emma è stata trovata dal custode della struttura universitaria dove alloggiava a Parigi, sollecitato dalla famiglia che non riusciva più a mettersi in contatto con lei. A Treviso aveva frequentato le scuole superiori in un indirizzo internazionale che le ha permesso di accedere all'Università Paris-Saclay, dove frequentava il secondo anno di chimica. Emma si è diplomata con noi nel 2022 dopo aver sostenuto brillantemente gli esami internazionali esterni dell'International Baccalaureate Diploma Program e l'abbiamo seguita da quando è arrivata in prima nei suoi 4 anni fino ai suoi 17 anni, quando appunto si è iscritta all'università in Francia. Sicuramente stava raccogliendo, sappiamo per contatti che avevamo insomma con lei, per piacere in primis, che stava raccogliendo i risultati dei propri sforzi, della bella persona che era. Studentessa modello, attenta ed entusiasta di quella carriera universitaria che voleva completare frequentando un ulteriore corso di specializzazione in chimica, sempre a Parigi. Roveredo in Piano è un paese in lutto, chiuso nel silenzio in attesa di capire cosa possa essere successo. I genitori Barbara e Stefano sono subito volati in Francia, decisi a capire le cause della morte della figlia, seguiti dall'ambasciata italiana. Al momento pare che la morte sia stata causata da fattori naturali. Una famiglia conosciuta anche per il lavoro del padre, dal 2018 dirigente della Polfer di Udine. Il cordoglio dell'Istituto Trevigiano che fa sapere che parteciperà alle esequie della giovane ragazza. Gli insegnanti si stringono tutti attorno alla famiglia e al ricordo sicuramente piacevole e ancora vicino di una ragazza davvero eccezionale. E sarà disposta sul corpo della ragazza anche l'autopsia. I familiari sono ora a Parigi, accompagnati dall'ambasciata, dagli ufficiali dell'ambasciata italiana, per appunto capire le cause e intercedere anche con le autorità parigine. E sarebbe in lieve miglioramento, anche se la prognosi resta riservata. La paziente sessantenne di Susegana con la malaria, ricoverata a Conegliano, al ritorno da un viaggio nello Zambia poco prima che la paziente Grace avvertisse i primi sintomi, era morto per la stessa ragione anche il fratello Gary Petrin, che vedete qui in foto. E dunque, dopo la morte del fratello era stata subito ricoverata con gravissimi sintomi anche la sorella Grace, che appunto dalle ultime notizie sembrerebbe in lieve miglioramento. Questi gli aggiornamenti dall'ospedale di Conegliano. Ora la politica. Partito Democratico, attraverso i suoi consiglieri della lista amministratori di Marca, ha deciso di portare in Consiglio provinciale il caso della chiusura della succursale dell'Istituto Alberghiero Giuseppe Maffioli, quindi una questione che sta di gran lunga toccando anche la politica, non solo la cittadinanza. Istituto Maffioli di Pieve del Grappa. I consiglieri chiedono, tra le altre cose, se il ridimensionamento dell'istituto sia valutato da una commissione regionale che come prevedono le linee guida regionali, e se sul fronte dei disagi prodotti agli studenti in un'area poco servita come la Pedemontana siano state studiate soluzioni con MOM, di cui la provincia è azionista di maggioranza. E da Pieve del Grappa ci spostiamo a Treviso, parliamo sempre di scuola, di università in questo caso, perché si terranno all'Hotel Maggior Consiglio le lezioni per gli studenti di giurisprudenza di Treviso. Lo spostamento della sede per il prossimo semestre dal 24 febbraio è dovuto ai problemi all'impianto di riscaldamento verificatisi il 30 dicembre scorso alla sede universitaria del complesso San Leonardo, che risulta ancora inagibile per un periodo imprecisato di tempo. Al momento si stanno ancora valutando gli interventi necessari al ripristino e alla messa in funzione di tutti gli impianti. La sessione di esami si sta svolgendo regolarmente utilizzando gli spazi messi a disposizione dall'US 2 per i corsi delle professioni sanitarie. Ma al prossimo semestre di lezioni è stato individuato il centro congressi Hotel Maggior Consiglio. In questa situazione di emergenza abbiamo cercato di individuare una soluzione che penalizzi il meno possibile studentesse e studenti e garantisca la continuità didattica
didattica, spiega Paolo Sambo, prorettore alle politiche per le sedi decentrate dell'Università di Padova. Nelle strutture individuate ci saranno anche spazi destinati allo studio e ai docenti. Al momento sono in corso anche contatti con i responsabili della struttura ed ESU per valutare la possibilità di attivare una convenzione per il consumo dei pasti. E ora la politica, un fine settimana segnato dalla raccolta firme della Lega su terzo mandato. Il candidato presidente prende la parola Fratelli d'Italia: restiamo pazienti, non ci interessa la lotta nel fango, dicono. L'espressione forte usata da Claudio Borgia, presidente dei meloniani trevigiani. L'unità del centrodestra resta il nostro valore, ribadisce De Carlo. Voglio far presente che i sindaci non li ha solo la Lega, i sindaci li ha anche Fratelli d'Italia. Erano circa 70 nel 2022, oggi sono oltre 340 gli amministratori della Marca con la maglia di Fratelli d'Italia, il 31% del totale. Cita questo dato Claudio Borgia, presidente dei meloniani trevigiani, ospite della nostra prima edizione, commentando una delle ipotesi di lavoro della galassia leghista, quella di una lista di sindaci e amministratori in vista delle regionali, formazione che avrebbe un suo peso specifico, soprattutto nel caso di una corsa in solitaria. Se qualcuno pensa di spaventare l'alleato perché pensa di avere gli amministratori locali e di pensare che invece i Fratelli d'Italia non li abbia, non è così. Però noi non vogliamo scendere in quel campo, perché non è un campo che ci appartiene, no? Quindi non saremo mai tirati per la giacca e non scenderemo mai a quel livello, dico, di discussione, no? di lotta nel fango. Perché? Perché, ribadisco, i cittadini veneti non lo capirebbero. Il fastidio è evidente, ma altrettanto chiara è la linea del partito, impressa dalla stessa Premier Meloni: calma e sangue freddo. La pazienza la definisce la nostra leader e ha detto che insomma bisogna cercare di mantenere la barra dritta, di non litigare sui giornali, di non discutere nelle TV, lo ha fatto nella conferenza stampa e noi rispondiamo, perché a differenza di altri qualsiasi decisione arriverà dal tavolo del centrodestra noi la rispetteremo. In diretta su Focus TG, ospite invece del direttore Luigi Baccialli, Luca De Carlo torna invece sul nodo del terzo mandato, ricordando una pagina di storia politica recente con i casi Galan, Formigoni, Cota, pur senza nominarli. È una legge che si protrae da qualche anno e che nasce con un obiettivo, cioè quello di evitare, dopo qualche scandalo, in qualche regione del nord tra l'altro, di evitare troppa concentrazione di potere per troppo tempo nelle mani di una sola persona. Insomma, dice De Carlo, non è una legge contro Zaia. Oggi dispiace magari che magari il nostro governatore se ne rammarichi pensando che sia una legge contro, non è così, c'è da prima e quindi noi al stato attuale dovremo trovare un assetto e poi una squadra e poi un candidato per continuare il suo straordinario lavoro. Dopo la bocciatura del referendum sull'abrogazione della legge Calderoli, quella che tratta di autonomia differenziata, parla il professor Mario Bertolissi, che sottolinea come sia il momento della politica di agire. Leggo che molti ritengono che la riscrittura della legge Calderoli, diciamo il testo che è rimasto con le integrazioni da fare in ragione delle incostituzionalità dichiarate dalla Corte, sarebbe operazione complessa. Non credo proprio, perché avendo la Corte indicato con precisione il suo punto di vista non si deve fare altro che riempire, come si dice, i buchi fatti. In realtà al fondo sta sempre questa preordinata pregiudiziale ostilità nei confronti dell'attuazione del disposto costituzionale. A questo punto sono propenso a credere che dipenda più dall'invidia che qualcuno faccia qualcosa che da altro. D'altra parte il nostro è un paese nel quale bisogna soprattutto impedire che si faccia. Ecco, in nome del timore di sbagliare, ma si sa che chi non risica non rosica, no? Se gli imprenditori ragionassero così non opererebbero nessuna intrapresa economica, no? Quindi, ma sullo sfondo c'è il fallimento, quindi a disposizione c'è subito il tempo per operare, questo dipende dalla politica.
Ed è patetico per Andrea Martella, senatore PD, il tentativo con la raccolta firme di far ottenere a Zaia il quarto mandato. Intanto sulle regionali il segretario Dem annuncia candidato non necessariamente politico, il nome deve unire. Bisognerebbe, come dire, avere una certa accortezza quando si parla. Si è detto 12.000 firme, non mi pare che sia il popolo. Pare un po' pittoresco e patetico definirla in questo modo. Mette sulla bilancia il peso di quelle 12.000 firme il segretario del Partito Democratico del Veneto Andrea Martella. 12.000 firme che non possono rappresentare una chiamata di popolo per il segretario Dem, che ha stroncato l'iniziativa del Carroccio ancora sul nascere, definendola patetica. Queste divisioni faranno comunque, dovessero unirsi, perdere la faccia a qualcuno. Mi pare che siano andati molto oltre, sia con le parole che con le scelte. Infine questa sorta di chiamata del popolo che sta facendo, che la Lega ha così denominato a proposito delle firme per Zaia, mi pare davvero patetica. E infine Zaia dice di non saperne niente, ma da mesi e mesi pare che la sua unica preoccupazione sia solamente avere un terzo, nel suo caso quarto mandato. Come se questa fosse davvero la priorità per il Veneto, accusa Martella, che con Schlein sabato scorso non ha mancato di ragionare sull'alternativa da proporre al Veneto. In ballo anche un nome femminile, la rosa è ampia, fa sapere possibile l'apporto anche del mondo civico. La condizione che detterà il segretario è che sia un nome capace di unire e non dividere. Non c'è nessuna corsa al nome senza però che questo nome corrisponda a quel progetto. Sarà la persona che interpreterà meglio questa nostra sfida, che potrà parlare ai veneti e che potrà dire finalmente si può cambiare. Chiudiamo così questa pagina politica, partiremo con l'approfondimento dedicato ai ragazzi e ai bambini per il loro benessere psicologico. Parleremo un po' di come stanno andando questi tempi subito dopo la pubblicità, tra poco. Eccoci tornati in diretta, prima edizione del nostro telegiornale, insieme ancora fino alle 13:30. Come anticipato prima della pubblicità parliamo di benessere psicologico in bambini e ragazzi, parliamo di un importante tema che è spesso sottovalutato, quello della gestione della frustrazione, insegnare ai ragazzi, ai più piccoli a gestire situazioni di disagio emotivo affinché poi nella vita adulta si ritrovino più forti qualora ci fossero delle difficoltà anche quotidiane. Lo facciamo insieme alla pedagogista Martina Feltrin, che mi ha raggiunto in studio. Grazie per essere in nostra compagnia. Buongiorno, grazie a te per avermi invitato. Di Buongiorno nulla. a tutti. E in Skype, in collegamento Skype, Luca Pezzullo, psicologo e presidente dell'Ordine Psicologi del Veneto. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buondì e grazie dell'invito. Luca, io se dice proverei a iniziare questo ampio discorso, un quarto d'ora, 20 minuti, il tempo che abbiamo non è sufficiente sicuramente per affrontare un tema così ampio, però partirei con Martina, pedagogista, insomma una giovane carriera però ormai anche già navigata con i bambini, soprattutto i bambini più piccoli. Esatto. Parliamo di frustrazione, ti occupi anche tu di questo tema e fai divulgazione anche con le famiglie, con le mamme, i papà che spesso si trovano a gestire dei bambini che sono molto cambiati. La generazione di oggi è molto cambiata rispetto alla nostra, rispetto a quelle di qualche anno fa. Ci sono bambini che hanno bisogni diversi, bisogni educativi molto diversi e spesso rabbia e aggressività sono delle, come dire, degli scogli e delle manifestazioni anche di qualche disagio più grande. Quindi come stanno i bambini di oggi? Allora, c'è da dire che assolutamente sì, i bambini di oggi sono cambiati, ma perché sono cambiati stanno cambiando molto anche i genitori. Molto fa la divulgazione social, di cui mi occupo anch'io in parte, ma perché i genitori di oggi hanno a disposizione tutte le informazioni del mondo, quindi si sentono a volte anche sovrastati da tutte le informazioni che arrivano.
dai social, dalle persone che hanno intorno e quindi molto spesso si trovano in forte difficoltà nel dover gestire delle dinamiche che in realtà sono sempre esistite, perché i bambini e il loro sviluppo emotivo e sociale è sempre lo stesso, è sempre quello, ma i genitori si trovano in forte difficoltà perché hanno troppe informazioni e molto spesso sono anche in disaccordo tra loro le informazioni che loro hanno, e quindi si inseriscono queste dinamiche, la famosa, quella che c'è adesso, la disciplina dolce, quindi dei metodi educativi che a volte vengono un po' portati all'estremo, e questo comporta delle fatiche poi nella gestione dell'educazione dei bambini, perché si tende solitamente a non far vivere la frustrazione, l'aggressività, il momento di tristezza e di fatica, che in realtà nella prima infanzia, soprattutto nella seconda, è assolutamente normale. Quindi i genitori faticano molto spesso a gestire loro stessi quello che sta accadendo ai bambini, e quindi cercano di tagliare in un certo senso l'emozione che sta fuoriuscendo, che molto spesso è molto forte, per fare in modo di non doverla gestire in un certo senso, per non dare questa fatica ai bambini e alle bambine. Quindi è una sorta di protezione anche che i genitori hanno nei confronti dei figli e delle figlie. Non voglio farti vivere questa difficoltà e quindi cerco di rimuoverla, solo che è un passaggio estremamente importante per i bambini, è un passaggio fondamentale di cui loro hanno estremamente bisogno, perché ovviamente la vita non è sempre fatta di persone che ti diranno questo ostacolo te lo tolgo e ti rendo la cosa facile. E i bambini nella loro gestione emotiva, nel loro sviluppo, hanno bisogno anche di scontrarsi con delle cose che ogni tanto non funzionano in un certo senso. Certo. Luca Pezzullo, è così? Anche lei sta notando questo tipo di cambiamento nell'educazione e nella dinamica della gestione familiare e dei ragazzi, anche per la sua esperienza? Martino, la dottoressa Feltrini, è assolutamente un tema centrale e apprezzo molto un'osservazione che ha fatto, cioè il tema dell'educazione alla frustrazione, perché è qualcosa che esiste, che ha un suo significato nello sviluppo psicologico dell'individuo e delle relazioni interpersonali che siamo in grado di sviluppare poi in tutto il nostro ciclo di vita. Parte anche dai genitori e a volte ci concentriamo troppo nel dire bisogna educare i figli, ma dovremmo anche educare i genitori a educare i figli alla frustrazione, perché molto spesso il problema sta lì. Il bambino di per sé, se si trova in un contesto in cui da un lato riceve stimolazioni o aspettative irrealistiche e al contempo viene tenuto esente da situazioni di frustrazione, ma perché più che altro c'è a volte l'ansia del genitore che non tollera di vedere il figlio in difficoltà, che soffre o frustrato da un limite di realtà esterno, allora il problema diventa soprattutto il messaggio ambiguo che il genitore sente in sé e che veicola al figlio. Quindi da questo punto di vista, quando parliamo di educare i ragazzi, i giovani, i bambini al tema della frustrazione, del confronto con il senso del limite, dobbiamo forse partire da una riflessione proprio sui genitori, su noi come le figure educative, i genitori, gli allenatori, gli insegnanti, tutta quella sfera di persone, a partire appunto dalla famiglia, che a volte si sente in difficoltà nel mettere un limite all'assenza di limiti e alla necessità di riconoscere la presenza di limiti nel corso dello sviluppo emotivo. Incontrarsi con la frustrazione e imparare a avere a che fare col senso di limite è invece una skill emotiva che sarà fondamentale per una crescita sana del bambino e per un ciclo di vita che sia adeguato. Anche Luca Pezzullo, psicologo, è quello di anche aiutare i genitori a pensare che insomma questo metodo dolce non sempre è così efficace, che anzi magari bisogna prima scontrarsi con i propri limiti da genitore per insegnare ad andare oltre al proprio figlio, alla propria figlia. Esattamente, sono molto d'accordo con quello che ha detto il dottor Pezzullo sul fatto che per parlare di educazione dei bambini bisogna parlare anche dell'educazione dei genitori. A volte ci dimentichiamo che i genitori lo sono per la prima volta nella vita e molto spesso si trovano a doversi scontrare con situazioni che magari non hanno mai vissuto prima e cercano di comprendere quale sia il modo giusto per affrontare certe situazioni. Però assolutamente sì, c'è anche un lavoro che deve essere fatto molto su di sé.
al di là del lavoro con il proprio bambino o la propria bambina, perché come dicevo prima a volte capita che la gestione del limite o il limite che non viene dato al bambino sia legato molto al fatto che magari noi adulti non riusciamo poi a gestire quello che sta accadendo e quindi fatichiamo magari a gestire la sua frustrazione e per questo la eliminiamo assolutamente. Possiamo dare anche con l'aiuto del dottor Pezzullo qualche consiglio a chi ci sta ascoltando, chi si trova in questa difficoltà, perché magari io faccio l'esempio più banale: al ristorante, al negozio, il bambino o la bambina fanno i capricci, si mettono a urlare perché vogliono un giocattolo, non lo so, un esempio molto banale, ma cosa succede? Poi viene accontentato il bambino, magari non meritava tra virgolette di essere accontentato in quel momento solo per togliersi un po' dall'imbarazzo. Questa è una dinamica tipo, ma cosa possiamo dire ai genitori che ci stanno ascoltando? La prima cosa che mi viene in mente da dire è che quello che sta attraversando il bambino in quel momento è una cosa assolutamente naturale e che per quanto possa creare magari imbarazzo nel genitore che si trova in una situazione in cui magari si sente un po' al centro dell'attenzione, si sente osservato, si sente di essere a disagio, quello che il suo bambino o la sua bambina sta vivendo è un passaggio fondamentale dell'infanzia in un certo senso ed è una cosa che tutti i bambini e tutte le bambine vivono, quindi anche il vicino di tavolo che magari mi sta guardando non lo sta facendo per giudicarmi, ma magari semplicemente perché effettivamente sto attirando l'attenzione. Quindi la prima cosa che mi viene in mente è proprio ricordarsi che quello che stanno vivendo come genitori è una cosa assolutamente normale, che tutti vivono, perché tutti i bambini hanno bisogno di un po' di tempo per sviluppare la loro competenza emotiva e quindi che è tutto normale, che non è un errore che stanno facendo loro, non stanno sbagliando nulla, ma anzi è la natura dello sviluppo del bambino, assolutamente. Luca Pezzullo, è così? Cosa possiamo dire? Anche magari a lei è capitato di avere come pazienti o comunque persone che segue delle persone proprio in difficoltà, dei genitori in difficoltà con i propri figli, perché di qui poi magari da una mancata gestione delle proprie emozioni i figli crescono e poi si troveranno nella vita, anche nella prima adolescenza, magari impreparati a gestire le prime disavventure, le prime frustrazioni appunto, e quindi provocano disagi sempre più grandi. Il classico proverbio figli piccoli problemi piccoli, figli grandi problemi grandi, insomma. Questa colpisce al cuore perché ho un figlio adolescente, quindi sì, capisco e accetto. E più che ai pazienti parlerei anche della mia frustrazione, perché anch'io quando sono stato padre la prima volta mi sono trovato davanti alla paura che è ancestrale, che è presente in tutti i neogenitori, ed è questo l'aspetto psicologico che mi piacerebbe focalizzare, che si ha paura che se lasciamo troppo frustrato, troppo sofferente il bambino, in maniera ingiusta chiaramente, non sto parlando di bisogni primari reali, però davanti a una frustrazione al bambino succederà qualcosa di psicologicamente irreparabile e quindi noi abbiamo paura e andiamo a proteggerlo per questo. Ecco, in realtà il bambino sente la nostra paura e la fa sua, la fa propria, la introietta e inizia a pensare: devo essere protetto, devo essere tutelato, qualunque frustrazione mi può spezzare, mi può creare un danno. Ecco, in realtà è spesso il genitore che passa questo, la paura del genitore passa al figlio e il figlio da questo punto di vista non accetta più i limiti e le frustrazioni, gli creano un'angoscia ingestibile. Imparare però ad autoregolare queste angosce è fondamentale, riuscire a mettergli un limite interno, ma l'autoregolazione passa anche dal contenitore relazionale che i genitori fanno intorno, e quindi se i genitori per primi riescono a evitare di fare questi agiti, cioè queste azioni senza pensiero, di investire con le loro angosce il bambino, e partono dall'idea che i bambini sono molto più resilienti di quello che pensiamo. Una frustrazione, una piccola frustrazione non ha mai creato nessun danno psicologico grave, ma potrebbe creare un danno psicologico grave non permettere al bambino di sperimentare la sua forza nel confrontarsi con le frustrazioni. Allora da questo punto di vista dobbiamo un pochino, da genitori, rovesciare la logica. È chiaro che si deve intervenire, limitare e supportare davanti a situazioni importanti, ma le piccole frustrazioni quotidiane dobbiamo permettere di imparare ad autoregolarsi. La capacità di autoregolazione è uno dei fattori psicologici più importanti per uno sviluppo sano della personalità e si acquisisce nelle prime fasi di sviluppo. Se non acquisito adeguatamente rischia poi di riverberare in maniera più negativa, ad esempio in adolescenza, dove già la situazione dell'adolescente è diversa rispetto al bambino, ma se ci si arriva con una buona capacità di autoregolazione, sicuramente quelli che sono i fisiologici sbandamenti e difficoltà dell'adolescenza sono meno problematici da affrontare.
Come possiamo agire in questo senso? Lasciare libere le emozioni, nel senso far vivere le emozioni ai bambini, qualsiasi tipo. Sì, intanto credo che anche in linea con quello che ha detto appunto il dottor Pezzullo, lavorare su noi stessi anche come genitori, quindi nel momento in cui sento e mi rendo conto che sto vivendo una difficoltà nella gestione emotiva del mio bambino, della mia bambina, agire su di me, quindi agire prima anche sulle mie frustrazioni, su come questo mi fa sentire, e poi assolutamente sì, accoglierle, perché se c'è la possibilità, l'accoglienza delle emozioni dei più piccoli è sempre la cosa più positiva, ma accoglierle tutte, quindi anche non parlare di emozioni positive, emozioni negative, ma accogliere tutte le emozioni che si presentano nel bambino per fargliele comprendere, proprio fargliele capire, fargliele conoscere, per poi portarlo con il tempo, perché è un processo anche molto lungo, alla possibilità di autoregolarsi, di capire come gestire quello che lui sta provando. Quindi assolutamente sì, accogliere tutto, aiutare i bambini a accompagnarli a gestire quello che sta accadendo, facendoglielo conoscere, però accettarlo anche, come genitori accettare che è normale che certe cose accadano. Ed è normale che non tutto sia sempre rose e fiori, insomma. Assolutamente. Vi farei vedere, poi commentiamo insieme, se avete piacere, il rapporto, un servizio che ha fatto la nostra collega Anna De Roberto sul rapporto che è uscito proprio ieri, pubblicato dalla Regione Veneto sulle disabilità nelle scuole. Cresce il numero di richieste di sostegno, infatti aumentano le disabilità gravi, ma anche i disturbi legati al comportamento che spesso sfociano in atteggiamenti aggressivi e che gli insegnanti faticano a gestire. Vediamo il servizio e poi lo commentiamo insieme. Quello che registriamo è soprattutto un aumento delle disabilità gravi, per esempio legate all'autismo, ma anche problemi legati ai comportamenti, quindi anche a problemi diciamo di comportamento positivo provocatorio, che naturalmente chiede anche un approccio molto più completo, ecco perché poi ha sicuramente una ricaduta sulla gestione della classe. Cresce il numero di richieste di sostegno per gli alunni del Veneto. A certificarlo il rapporto sulle disabilità che assegna la Regione sulla base di una rilevazione dell'anno in corso, un costante aumento negli anni di studenti con disabilità. Dall'infanzia alle scuole secondarie, a sorpresa a crescere rispetto alla media sono i disturbi del comportamento esternalizzante, che rappresentano il 27,2% del totale. Ragazzi che riversano il loro disagio verso l'esterno attraverso ansia ed aggressività, tali da rendere difficile l'apprendimento e la relazione con docenti e compagni. Da qui la richiesta di sostegno, richiesta che è esplosa nella Marca trevigiana, record per numeri, con un 65,5% tra gli alunni con disabilità rispetto alla media regionale che si ferma al 53%. L'anno in corso siamo arrivati a circa 4.000 richieste di più che altro di certificazioni, e quindi anche conseguentemente è aumentato anche il numero di docenti di sostegno. Seguono Venezia 59,8% e Padova 59,1%. Anche in queste province la necessità di sostegno è definita elevata. Numeri che mettono ancora più in evidenza la carenza di organico legata alla precarietà degli insegnanti. Oltre a docenti di sostegno abbiamo tutta una tematica legata anche all'assistenza degli educatori, che naturalmente anche coprono altri bisogni comportamentali, così come anche gli operatori sociosanitari. In realtà è tutto un sistema che è a supporto delle scuole per una corretta integrazione di inclusione, che però appunto per problemi di carattere diciamo di numeri sia di docenti che di operatori purtroppo facciamo anche fatica a garantire una perfetta inclusione. Il rapporto ha certificato un numero di richieste nelle scuole professionali più alto rispetto ai licei, una differenza particolarmente marcata nel Rodigino, un aumento spalmato sulle scuole di ogni ordine e grado, in calo solo nell'infanzia. Si spera, si confida che anche il numero di docenti di sostegno sia rapportato al numero di certificazioni. Nelle scuole del Veneto sono circa 20.000 gli alunni con certificazione. Vicenza, Verona e Rovigo superano il 6% di studenti con disabilità nelle scuole di primo grado, evidenziando una maggiore incidenza rispetto alla media regionale.
Sono numeri che fanno riflettere, arrivano proprio dagli uffici regionali. Pezzullo, chiedo a lei, insomma, può essere un effetto anche delle generazioni precedenti, magari di genitori o bambini che non sono stati abituati a gestire le loro emozioni, anche questo incremento, lasciando ovviamente i disturbi certificati, questo aumento di aggressività che spesso gli insegnanti faticano a controllare, insegnanti che sappiamo essere molto formati ma che ogni anno devono riadattarsi ai bisogni delle nuove classi che arrivano e quindi ai nuovi bambini e alle nuove generazioni. È uno dei mestieri più difficili da questo punto di vista perché si devono gestire anche evoluzioni importanti da un punto di vista relazionale. I comportamenti eteroaggressivi, quindi, ma anche autoaggressivi per altri aspetti, possono e sono spesso caratterizzati da una difficoltà del controllo degli impulsi e della regolazione delle emozioni. Se noi fin da piccoli insegniamo ai bambini a dare un nome alle emozioni, a parlare e quindi verbalizzare di quello che al momento è un vissuto viscerale, e invece ci si ferma un attimo e gli si crea l'occasione di costruire uno spazio di pensiero di quello che gli sta succedendo, del perché gli sta succedendo, dell'aiutarlo a mentalizzare, dicono gli psicologi, cioè a fare mente locale di quello che gli sta succedendo e sta sentendo dentro di sé, dando parole a queste emozioni. Questo aiuta moltissimo quella capacità autoregolatoria di cui parlavamo e che è il migliore argine per riuscire a evitare invece queste azioni aggressive che a volte sono proprio derivate da un livello di angoscia, di frustrazione, di rabbia che rimane inelaborato, su cui non si riesce a costruire uno spazio di pensiero interno che faccia argine e canale per questo e che quindi si esprimono in maniera a volte esplosiva e disordinata in questo modo. E questo ci indica due cose fondamentalmente: la necessità di rimettere temi di educazione emotiva al centro di molte delle riflessioni educative e formative, e poi una criticità che io devo segnalare, cioè l'Italia è l'unico paese europeo che non ha un servizio organico di psicologia scolastica, l'unico paese in tutta Europa che non ce l'ha. Ci sono iniziative sporadiche, accordi annuali, ci sono molti dirigenti scolastici sensibili sul tema. Noi ad esempio con l'ufficio scolastico regionale abbiamo una bella collaborazione da anni, però effettivamente l'Italia a livello nazionale ha questa carenza. La psicologia scolastica, l'inserire la possibilità di avere forme di educazione agli affetti, di aiuto agli insegnanti, di aiuto alle situazioni di BES in maniera più, quindi bisogni educativi speciali, in maniera più mirata nel corso del ciclo di vita, sarebbe un'azione di prevenzione fondamentale che aiuterebbe a costruire un benessere attivo, a identificare precocemente situazioni a rischio e ad accompagnare i bambini e i ragazzi a un percorso di maggiore consapevolezza emotiva che poi diventa argine naturale a molte di queste cose che vediamo e a volte sentiamo nella cronaca. Martina, insomma, abbiamo proprio una manciata di minuti. Come possiamo riassumere tutto questo anche in virtù della tua professione da pedagogista? Insomma, avrai visto anche tu questo aumento che è certificato dai numeri di non solo disturbi del comportamento, ma anche di nuove forme di disabilità. Io mi trovo molto d'accordo nuovamente col dottor Pezzullo, proprio perché credo che si debba pensare ad un modo diverso proprio a livello sociale di gestire queste dinamiche sia all'interno della scuola ma anche nel privato, quindi aiutando le famiglie tramite un supporto psicologico, pedagogico, educativo, quindi investire di più secondo me su quella che è l'educazione, sia aiutando i genitori in questi momenti di frustrazione, magari di fatica nella gestione dell'educazione, ma anche parlando appunto dell'ultimo tema, gli insegnanti, le scuole, gli educatori, quindi anche i professionisti che si occupano di questi temi, perché diventa essenziale a questo punto rendersi conto che tutti gli adulti che si stanno occupando della crescita della società, quindi dai bambini ai ragazzi, agli adolescenti, quindi dai più piccoli ai più giovani, devono essere supportati in quello che stanno facendo, perché come dicevamo è il lavoro più difficile del mondo in questo momento. Ed è essenziale che venga data importanza a quello che stanno facendo, che tutti stanno agendo nella loro professionalità e che vengano supportati in questo, che si rendano conto che hanno in mano il futuro in un certo senso e quindi devono essere accolti, supportati e aiutati in questo. Grazie dunque a Luca Pezzullo, psicologo e presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, per questi preziosi contributi e analisi di queste dinamiche, a Martina Feltrin, pedagogista, per essere stata in nostra compagnia, aver fatto un breve excursus su quello che sta accadendo e su questa particolarità, su questo tema importante della frustrazione che spesso anche noi adulti fatichiamo a gestire. Grazie per essere stati ancora in nostra compagnia. Andiamo subito, se la regia
mi dà l'ok a Vittorio Veneto, dove vedo collegata la nostra Marta Marangon. Vittorio Veneto che è assediata dai furti, dunque siamo di nuovo sulla cronaca in questa chiusura di telegiornali in compagnia della sindaca Bagliana, se non sbaglio Marta, perché non solo furti ma anche molte aggressioni. Sì, buongiorno Edi, a te e ai telespettatori che ci seguono da casa. Sì, dici bene, furti e risse. Qui infatti siamo sulla ciclabile del Meschio, dove si è verificato l'ultimo episodio, proprio qui davanti al King Pub, una situazione che è stata segnalata da tempo e che vede il problema dello stazionamento in un'area verde, in questa aiola che ora Alberto Pivetta vi fa vedere, che si trova proprio davanti al pub di un gruppo di sbandati. L'altra sera c'è stato questo ennesimo episodio con una rissa tra queste persone che pare abbia coinvolto anche alcuni clienti del locale, il titolare del quale si dice esasperato, e questo è uno dei fenomeni. L'altro è quello che purtroppo coinvolge molti comuni del nostro territorio ed è quello dei furti che dalle case stanno interessando ora sempre più anche le attività commerciali. Anche qui a Vittorio Veneto abbiamo con me la sindaca Mirella Bagliana per parlare anche di che cosa possono fare i comuni per contrastare questi fenomeni. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Beh, innanzitutto l'episodio di sabato sera ancora non è ben chiaro, nel senso che ho sentito il comando dei carabinieri, stanno ancora indagando sulla dinamica dei fatti. Sta di fatto che queste situazioni si ripetono in città, come quella dei furti. Cosa possono fare le amministrazioni comunali? Non tantissimo. Dal nostro canto stiamo innanzitutto implementando quello che è il servizio di videosorveglianza. Abbiamo stanziato più di 400.000 euro per implementare appunto l'impianto di videosorveglianza e di lettura targhe. Questo può essere un deterrente per coloro che per i malintenzionati. Detto questo, pattugliamento della nostra forze di polizia locale nei momenti insomma che sono in servizio, la collaborazione con le forze dell'ordine che continua in modo serrato, anche confrontandoci ogni giorno, e l'ultima cosa che ci rimane da fare è un appello insomma alla prefettura e alla questura per un rinforzo anche sui nostri territori di quella che è la presenza delle forze dell'ordine. Ecco, quindi non solo comune capoluogo, ma voi comuni della Pedemontana, dice, esistiamo anche noi e anche qui ci sono questi problemi. Sì, magari sono meno gravi rispetto appunto al comune capoluogo, però ci sono, si stanno intensificando e naturalmente noi dobbiamo cercare di prevenirli in tutti i modi, e quindi sì, anche i comuni, voglio dire, come Vittorio Veneto, Conegliano e nella zona alta del Trevigiano vanno naturalmente attenzionati dalla parte degli organi competenti. Grazie sindaca. Edi, da Vittorio Veneto è tutto, restituisco la linea allo studio. Marta, grazie anche alla sindaca per questi aggiornamenti. In chiusura un flash in sovraimpressione, tra poco vedrete di nuovo il sondaggio di Ring. Intanto ricordo gli ospiti questa sera a partire dalle 21, una puntata tutta dedicata prevalentemente alla politica, con Forza Italia, rappresentante Gianluca Forcolin, Alberto Villanova della Lega, Vanessa Camani del PD, Alberto Ruggin Più Europa, e un approfondimento sulla famosa multa al bagnino eroe che dice di voler lasciare Saverio Amato, e poi ancora la politica con Massimo Bitonci, sottosegretario alle imprese del Made in Italy. Quindi questa sera a partire dalle 21 con il nostro Ferdinando Avarino. Il sondaggio lo vedete qui come sempre in sovraimpressione. Siamo già in ritardo, ringrazio alla regia Renato Capoia e Tommaso Migot per avermi accompagnata fino a qui. Grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. A tutti l'augurio di una buona giornata.